Piano cave del Veneto. La regione ha dato il via libera a nuove escavazioni e monta la protesta dell'opposizione, che sottolinea come siano state negate le audizioni delle associazioni ambientaliste e i passaggi in consiglio per il voto dell'Aula. Questo è un fatto gravissimo perché dopo anni di vigore del piano cave, che diceva non si danno nuove escavazioni finché ci sono le cosiddette riserve, in provincia di Treviso abbiamo circa 50 milioni di metri cubi autorizzati. Questi hanno deciso di aumentare queste disponibilità. Contestato il fatto che ancor prima che vengano consumate le autorizzazioni già concesse, insomma, ne siano state autorizzate di nuove. E questo non va bene perché va contro le decisioni che erano state prese a suo tempo in Consiglio, non va bene perché non hanno voluto nemmeno sentire le associazioni perché il nostro statuto in Consiglio regionale prevede il coinvolgimento del pubblico. Solo per sabbia e ghiaia autorizzati altri 14 milioni e mezzo di metri cubi, il 53% di aumento rispetto al vecchio piano. Un aumento del genere doveva essere a nostro avviso sottoposto a VAS, la valutazione ambientale strategica. Hanno deciso che va bene quella vecchia, è una valutazione del 2014. E poi è negativa la scelta di aver approvato il nuovo piano in commissione senza passare per il voto in Consiglio regionale. Non l'hanno voluto passare, quindi con un'alzata di mano in commissione hanno deciso di scavare 14 milioni e mezzo in più senza un dibattito